Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Sicilia 24 Focus, una puntata che in realtà avevo programmato già da alcuni giorni, all'indomani, cioè dell'8 marzo, la giornata che dovrebbe celebrare la giornata della donna, ma volevo puntare l'attenzione sull'altra faccia di queste violenze, guardare dalla parte di chi la violenza quasi sempre l'esercita, cioè gli uomini. Poi, come un terribile orologio che scandisce le ore, è accaduto l'ennesimo femminicidio, quello di Daniela Zinnanti, una cinquantenne di Messina uccisa dall'ex compagno. Amici e parenti parlano in coro di una tragedia annunciata e preceduta dal solito copione a cui ci stiamo abituando, di botte, minacce, ricoveri, riconciliazioni. In Sicilia nell'ultimo anno, lo abbiamo detto nel nostro telegiornale, si sono contate 7 donne uccise e oltre 1400 casi di codice rosso attivati dalle procure per denunce di maltrattamenti, stalking, violenza sessuale. Dove sbagliamo? Perché non si riesce a bloccare o quantomeno a rallentare questo circuito vizioso, questa guerra tra i sessi? Oggi ne parliamo con alcuni uomini che parlano a uomini violenti, anche con una donna. Quindi vi presento subito i miei ospiti. In studio con noi c'è Antonello Arculeo, presidente del CUAV, il Centro Uomini Autori di Violenze di Catania. Benvenuto. Grazie. In collegamento abbiamo Stefano Ciccone, presidente della Rete Maschile Plurale, benvenuto. Buongiorno e grazie. E poi da Messina Maria Celeste Celi, che gestisce varie case famiglie, fra cui appunto il CIRS, che è appunto una casa famiglia di Messina. Benvenuta Maria Celeste. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, abbiamo voluto prendere in prestito il titolo, per il titolo di questa puntata, il titolo di un seminario che voi state lanciando, che si chiama Prima che sia tardi, che mi è sembrato molto emblematico. Voi parlate con uomini violenti, uomini, per usare un termine un po' più eufemistico, maltrattanti, anche se a volte poi i maltrattamenti sfociano in qualcosa di sempre più grave. Come si fa ad arrivare prima che sia tardi? Allora, innanzitutto lo spunto nasce dall'idea, che appunto era il nome di questa sperimentazione che stiamo facendo ormai da 6 mesi, su chi non ha il penale, su chi appunto, perché l'obiettivo è quello di lavorare su chi per alcuni aspetti potrebbe avvicinarsi ad agire queste situazioni ma non le ha ancora agite. Quindi questo lavoro nasce da una sperimentazione approfondita che stiamo facendo qui nel territorio di Catania e anche di conseguenza il territorio di Pescara, perché questo è il territorio di questa sperimentazione, in cui una serie di persone, peraltro molto formate, ci stanno guidando su questo percorso. Come diceva lei, purtroppo troppo spesso veniamo richiamati dalle emergenze, dalle situazioni come questa situazione che facciamo qua, per cui la nostra attività nel CUAV, quindi per uomini che hanno agito dei comportamenti violenti, vuole lavorare anche in questo caso su questo ambito, su chi speriamo che non arrivi lì. È un passo prima, perché diciamo questi centri per uomini autori di violenze offrono spesso l'opportunità, un'agevolazione, diciamo un beneficio in termini di pena, di seguire un percorso psicoterapeutico in alternativa alla pena, se alla fine del percorso c'è un giudizio positivo. Diciamo, poi ci sono diversi centri psicoeducativi, noi ci teniamo a questo, e comunque sia non è un'opportunità, noi ci teniamo a dire che ci muoviamo a tutela delle vittime, quindi questa è un'opportunità che certe volte i giudici reputano di poter dare a queste persone, di poter rivedere i loro comportamenti. Quindi il lavoro che facciamo noi, che è comunque selettivo e molto attento rispetto a mettere gli agiti violenti davanti a qualsiasi cosa, sono legati a questa opportunità che gli viene data. Però ci teniamo a dire che appunto non è un posto dove semplicemente si evita uno sconto di pena. E poi ci racconterai più nel dettaglio la tua esperienza. Intanto vado da Stefano Ciccone, che lavora da molti anni sulla violenza sulle donne, sugli stereotipi di genere, autore fra l'altro di un libro che si chiama Maschi in crisi. Che crisi stanno vivendo gli uomini ormai da decenni, Stefano Ciccone? La crisi a volte è anche un argomento retorico, no? Cioè un argomento che dice il cambiamento in corso nella società mette in crisi gli uomini.
la libertà delle donne, la loro autonomia, la presenza delle donne nel lavoro sono una minaccia per gli uomini, e questa narrazione giustifica una reazione rancorosa, misogina, ostile degli uomini, come se gli uomini dovessero difendersi dal cambiamento. Io credo che invece dobbiamo cominciare a raccontare agli uomini che il cambiamento è un'opportunità anche per le loro vite, per essere padri in un modo diverso, per vivere la loro socialità in modo diverso. E questo ha a che fare con la violenza, perché moltissimi uomini autori di violenza si raccontano come vittime, raccontano un rancore verso le proprie compagne, l'insopportabilità della scelta libera della propria compagna, ad esempio di finire la relazione o di avere un lavoro, di cambiare vita. Ecco, noi, lei chiedeva come possiamo intervenire. Noi dobbiamo cominciare a non attendere che avvengano i femminicidi, dobbiamo intervenire prima, dobbiamo fare prevenzione, non dobbiamo limitarci alla punizione e alla repressione penale, ovviamente necessaria. Per fare questo dobbiamo fare almeno due cose: intervenire con gli uomini che hanno agito violenza per impedire che questa violenza si riproduca, si ripeta, e quindi il percorso con gli uomini autori di violenza serve soprattutto a tutelare le donne, perché questi uomini potrebbero riprodurre violenza se noi non agiamo per un loro cambiamento. E l'altro aspetto è quello di intervenire nella società per segnalare, percepire, riconoscere tutti quei segnali di violenza che a volte facciamo finta di non vedere. Ogni volta quando c'è un femminicidio come quello di cui stiamo discutendo oggi, c'è qualcuno che dice: ma si sapeva, lui l'aveva già picchiata, si sapeva che c'era quella situazione. Ecco, se si sapeva vuol dire che si poteva intervenire prima, e intervenire prima vuol dire salvare delle vite. Mi permette di dire l'ultima cosa: in questo caso no, ancora la tanto trasmissione va avanti, non dobbiamo dire tutto, ancora abbiamo ancora parecchio tempo a disposizione, però prego continui, finisca quello che voleva dire. No, semplicemente che in questo caso che ricordava non c'è stato tanto un errore della giustizia, c'è stata l'assenza di strumenti e risorse, perché noi magari decretiamo con un provvedimento penale l'obbligo di residenza, gli arresti domiciliari, ma poi scopriamo che non ci sono le risorse per acquistare i braccialetti elettronici. Quindi forse anche qui dare più risorse agli strumenti di prevenzione e anche repressione aiuterebbe a risolvere alcune di queste situazioni. E certo, Maria Celeste Celi, adesso vengo da te, perché appunto in questa puntata vogliamo un po' entrare in questa mentalità maschile. Forse degli uomini hanno qualche strumento in più per farlo, però è chiaro che non possiamo ignorare che un'altra donna è stata uccisa, tra l'altro a poco tempo da Sara Campanella, che aveva già scosso la città di Messina. Ricordo la studentessa uccisa da un collega. Qui il copione invece è quello più tipico, perché era il compagno che aveva più volte picchiato questa donna. Gli strumenti, si parla appunto di tragedia annunciata e mancava il braccialetto elettronico, quindi è vero questa beffa del destino che il braccialetto stava per arrivare, anzi sarebbe arrivato oggi, quindi alla fine si parla tanto ma le donne restano comunque senza protezione. E allora diciamo intanto che siamo molto colpiti qui a Messina, tutte le istituzioni e le associazioni, su questa grave perdita, e pertanto ci sentiamo vicine alla figlia che ha scoperto questa cosa terribile, e la mamma e anche al fratello che era assente. Io sono molto contenta di partecipare a questo incontro in cui ci sono pure gli uomini, e ritengo che una parte importantissima del proliferare di questo femminicidio e di questa violenza sulle donne sia stata proprio questo il problema: non aver coinvolto gli uomini già da prima, ma non soltanto dalle prime fasi, ma culturalmente coinvolto gli uomini. E questi uomini sono purtroppo rimasti ancorati a una cultura che a volte ritiene si ritiene superiore alle donne. Parliamo di patriarcato e parliamo anche di assenso da parte di altri uomini quando c'è una violenza sulle donne. Purtroppo è così, la violenza incombente porta tanti ragazzi a credersi, se sono gentili con le ragazze, a chiamarli sfigati, e poi via via naturalmente tutto questo aumenta e si peggiora.
Diciamo che il discorso del braccialetto io lo vedo sicuramente come un gravissimo episodio, ma c'è in questa storia, ci sono dei precedenti importanti e devo dire che non so se la presenza del braccialetto avrebbe potuto salvare Daniela da questo terribile È così, perché crimine c'erano che state è due accaduto. denunce, di cui una ritirata, ma l'altra c'era Esatto, ancora esatto. effettivamente. È vero. Quindi, certo, quindi gli interventi potevano e dovevano essere diversi. Ad esempio, dico, noi abbiamo un alloggio a indirizzo segreto, in questo momento poteva anche, in mancanza diciamo, provvedimenti anche di fermo in assenza del braccialetto, si poteva anche proteggere Daniela, che probabilmente non ha chiesto aiuto. Non ha chiesto E questo aiuto. è un secondo punto sul quale dobbiamo riflettere, sulla dipendenza affettiva, sul fatto che spesso noi donne, tutte, non abbiamo la capacità di difenderci e diamo fiducia ancora una volta a un uomo che magari ci è stato vicino in un periodo, lei aveva fatto una denuncia, l'aveva ritirata. E da poco era stata massacrata di botte, per cui dobbiamo da un punto di vista modificare la cultura, cioè partire dalla prevenzione, perché stiamo vedendo che tutto quello che stiamo facendo non serve, perché c'è un aumento costante, come c'è un aumento Sì. costante della comunicazione e della violenza, per cui partire ancora prima sulla collaborazione con gli uomini e sugli uomini e sulla dipendenza affettiva delle donne e quindi sulla capacità di potersi e sapersi difendere. È così, Lei ha è così, aperto una Maria porta Celeste, che tu non doveva aprire. non doveva aprire quella porta. Maria Celeste fa riferimento fra l'altro alla prevenzione, se non sbaglio anche alle scuole, e questo è tutto un altro capitolo ovviamente importantissimo, ma parliamo anche di prevenzione in questa sede, in particolare degli uomini che già sono stati violenti, hanno agito violenza. Voi vi mettete faccia a faccia con questi uomini, abbiamo detto che sono varie strade, li porta il magistrato da voi, oppure c'è il progetto prima che sia tardi e voi contattate gli ammoniti, fra l'altro c'è un altissimo numero di ammoniti, che è quella formula un po' più blanda prima della denuncia vera e propria. Chi sono gli uomini che poi alla fine scelgono questa strada dopo la vostra selezione e che vi trovate davanti? Sono le persone della porta accanto. L'idea è che poi questi comportamenti vengono agiti da chissà quali brutte persone o chissà. Noi invece, per la maggioranza, la stragrande maggioranza delle persone che vengono da noi sono persone che non hanno mai avuto un procedimento penale, sono professionisti, sono ragazzi giovanissimi, sono persone, ne abbiamo uno di 78 anni, e sono persone che ti trovi, ripeto, accanto, e poche sono le persone che agiscono queste cose sotto un quadro psicopatologico, e questo mi collego con quello che diceva la dottoressa, che condivido completamente, perché l'obiettivo primario è lavorare insieme che è una delle cose difficili da fare per l'importanza che hanno i servizi, che magari possono... Diciamo un po' che come funziona. Intanto c'è una terapia di gruppo, quindi questi uomini scelgono di fare questo percorso psicoterapeutico e si ritrovano in un gruppo di uomini con diciamo, problemi analoghi, dove forse è più facile anche diciamo, esternare queste difficoltà. Noi siamo prevalentemente psicoterapeuti, ma fondamentalmente riteniamo il lavoro più importante, collegandomi anche a quello che diceva Stefano Ciccone, sull'aspetto culturale. Quindi noi lavoriamo in ambito psicoeducativo. Ci sono poi alcuni QAV che lavorano molto di più sull'ambito psicoterapeutico. Noi crediamo che il lavoro primario, che è quello che fanno la maggior parte dei QAV in Italia, è quello psicoeducativo, cioè proprio lavorare in un contesto che è quello di riportare la responsabilità delle azioni, dei comportamenti, e collegandomi anche con quello che diceva prima, cioè il fatto che poi è sempre altro, è sempre qualcun altro, è sempre lei, no? Le leggi, le donne, eccetera, eccetera. Quindi avete casi, magari poi raccontiamo anche qualche esperienza, però Stefano Ciccone, al di là dei singoli casi, è un fenomeno che sta attraversando la società, è una guerra tra i sessi che ci stiamo portando dietro, un cambiamento forse anche epocale, di cui devo dire non si intravede la fine. Sì, proprio perché è un fenomeno sociale complessivo, secondo me noi dobbiamo evitare di ridurre la dimensione individuale.
sia dal punto di vista dell'autore che della vittima, cioè non possiamo pensare che il problema sia di quel singolo uomo, ma è un problema che tutti noi uomini dobbiamo assumerci nella nostra cultura, nella nostra idea di amore, di famiglia. Pensiamo alle cose più banali, nella nostra cultura l'idea di dire mia moglie non deve aver bisogno di lavorare o proteggere la propria compagna, questa cura diventa spesso uno strumento di controllo economicamente, sono io che controllo i soldi. Ancora oggi un numero elevatissimo di donne non ha un proprio conto in banca indipendente, ma dipende dal marito per la gestione delle sue risorse, per esempio. Allora dobbiamo iniziare a ragionare sul fatto che l'autore non è né un maniaco né qualcuno come dire, riducibile a una patologia, è qualcuno che è dentro la nostra cultura di famiglia, dell'amore, delle relazioni. Ma questo riguarda anche le vittime. Giustamente noi invitiamo le donne a denunciare, non possiamo però colpevolizzare le donne che non denunciano o le vittime che non avevano denunciato, perché questo significa, come dire, scaricare di nuovo su di loro la responsabilità. Anche nell'ultimo caso di cui abbiamo parlato, molti vicini, conoscenti, amici sapevano di questa situazione, c'era stata una denuncia, le donne che non denunciano a volte lo fanno perché non hanno le condizioni di libertà per denunciare, non hanno le condizioni economiche, ma hanno anche una condizione di vincolo relazionale con quell'uomo e anche la complessità delle relazioni affettive non può essere liquidata colpevolizzando le donne, no? In qualche modo dobbiamo sapere che se la violenza avviene con il tuo compagno, con il padre dei tuoi figli, con l'uomo con cui hai condiviso una vita, denunciare non è così banale, andarsene non è così facile, costruire la propria autonomia non è semplice. Allora noi non possiamo semplicemente dire, cosa giusta, alle donne devi denunciare. Dobbiamo costruire un contesto sociale, un ascolto della società, un racconto anche delle relazioni che diano spazio alle donne per trovare la forza di denunciare e di costruire la propria autonomia. Maria Celeste, concordo su tutto quello che stiamo dicendo, ma c'è secondo me anche un altro punto da sottolineare, la paura. Cioè una donna che è stata picchiata più volte, al di là della dipendenza affettiva eccetera, ha paura, e questa è una dimensione anche di forza fisica di cui le donne siamo naturalmente vittime. Io ho letto che questo Santino Bonfiglio ha accompagnato fisicamente Daniela a ritirare la denuncia, avendo accanto questo uomo che ti scorta. Dico, al di là di tutto, se non hai una rete di sostegno è difficile dire di no. Io sono un po' preoccupata da come si sta svolgendo questa comunicazione proprio su questo caso, perché quello che non vorrei assolutamente è che arrivasse questa idea alle donne, soprattutto in questo momento sono in stato di bisogno, che denunciare non serve a niente. E allora non è così. Io in questo momento vorrei anche approfittare per rassicurare che quando c'è una denuncia c'è tutta una rete di protezione che si attiva immediatamente già in commissariato. Ci può essere la protezione della donna, c'è l'avvocato che immediatamente viene chiamato per la difesa, ci può essere un allontanamento, ci sono dei provvedimenti anche economici, delle leggi importanti che consentono alla donna e ai bambini, qualora ci siano, anche di lasciare il lavoro e di essere mantenute. Per cui tutte queste informazioni io vorrei che venissero date in maniera più frequente anche sulle donne che sono riuscite a uscirne dalla violenza. E come ne sono uscite? Con questa rete di protezione, con i centri antiviolenza. E allora questa comunicazione, che è sempre centrata per motivi di audience sicuramente sul negativo, vorrei che ogni tanto parlassimo anche di come tante donne escono dalla violenza. Noi abbiamo 2 case famiglie, un punto d'ascolto, dove veramente viviamo tutti i giorni rinascite di donne che piano piano acquistano fiducia e ritornano in un contesto normale. E vorrei anche parlare un attimo di questi uomini che giustamente
meno male, frequentano i CUAV, e che dovrebbero frequentarli tutti, perché oltre a essere mariti violenti sono padri. Questi padri che noi ci ritroviamo, perché spesso non hanno provvedimenti di allontanamento dai figli, quindi vedono i figli, non possono vedere le mogli, si mantiene questo rapporto di dipendenza e di violenza indiretta attraverso i figli. Quindi insisto e vorrei insistere sempre sul lavoro comunque degli uomini, sugli uomini, perché rimangono padri, rimangono figli, rimangono fratelli violenti, per cui bisogna comunque lavorare su loro e dare notizie della rete di protezione. Chiunque denuncia avrà una rete di protezione immediata che nella maggior parte dei casi funziona, per cui l'unica soluzione è questa, di denunciare, perché si aiutano gli uomini violenti, si aiutano i figli, si salva se stessi da questa fine. Grazie C'è Maria un numero Celeste. del 1522, il se lo 1522, vogliamo dire in questo ricordiamolo. momento. Certo, Ecco. assolutamente, lo ricordiamo anche in chiusura. Adesso ci fermiamo solo appena qualche minuto per la pubblicità e torniamo subito dopo per continuare questa discussione. Bentrovati, riprendiamo a discutere con Antonello Arculeo, presidente del CUOV, che è uno dei tanti centri per gli uomini autori di violenze. Ricordiamo a chi non ci ha seguito dall'inizio che sono dei centri a cui per la maggior parte vengono indirizzati uomini che sono stati denunciati e che hanno questa possibilità di scegliere questo percorso psicoterapeutico, ovviamente dopo una selezione fatta da voi, che date anche un giudizio finale. Ecco, quando capite che una persona ha seguito il corso non soltanto formalmente per averne il beneficio della sospensione della pena, ma perché veramente ha fatto una maturazione, come si capisce? Il lavoro è un lavoro molto lungo, è definito, diciamo, per legge in una modalità che è estremamente definita, quindi ha una gittata di tempo molto lunga in cui non puoi non evidenziare quello che poi è veramente nei contatti, negli incontri, nelle parole che vengono dette. L'aspetto primario è quello di capire quando qualcuno si rende conto, e te ne rendi conto tu, che la violenza che è stata agita, che tipo di effetto ha avuto da parte di chi l'ha subita. Il riferimento prima che veniva fatto dalla dottoressa era importantissimo sui figli, perché la genitorialità è una delle leve primarie che può essere fonte di attenzione e di cambiamento, perché queste persone non si rendono conto che la violenza che è stata presente in quella casa è arrivata fondamentalmente ai figli. Banalmente pensano che era nell'altra stanza, non vedeva, non sentiva. Noi sappiamo che i figli percepiscono la qualsiasi cosa, quindi a capire gli effetti anche sui figli rispetto a quella violenza, a capire un attimo le esigenze emotive e anche, come prima veniva detto, a dare spazio alle proprie emozioni, perché la maggior parte di queste persone sono persone che hanno grande difficoltà nell'empatia, grande difficoltà nella lettura di situazioni di rapporto a due, quindi quando tu vedi queste cose, grazie a Dio a noi succede che ci sono persone che fanno bei percorsi, così come succede che facciamo delle relazioni negative, ecco, non tutti quelli quindi che non è vengono, automatico che non fare il tutti quelli che vengono e fra l'altro noi ci teniamo a dire che abbiamo proprio quest'anno approfondito questa questione, che su 100 persone che vengono da noi 46 fanno il percorso, gli altri 54 non li riteniamo, diciamo così, giustamente portati a livello motivazionale. C'è qualche storia, bel esempio di persone che hanno concluso, che si sono riconciliati, che hanno ripreso in mano la loro vita su altri binari? Me ne vengono in mente diverse, specialmente da parte di qualcuno che già all'inizio, che è un momento anche un po' complicato, subito in partenza fa capire. In questo momento ho in mente una persona in particolare che peraltro non è catanese, che si è trasferito qui successivamente per un amore siciliano, che da subito si è reso conto degli effetti dei suoi comportamenti violenti, in particolare nei confronti dei figli, oltre che della compagna. E i percorsi sono, diciamo, positivi, ne abbiamo avuti tanti, così come ci sono persone che capiamo benissimo che hanno difficoltà a spostarsi dalle loro posizioni. Stefano Ciccone,
ai CUV la maggior parte delle persone si arrivano su indicazione del magistrato, sono una piccola percentuale quelli che fanno questo passaggio di autocoscienza. Si dice, e non è un luogo comune, che gli uomini hanno più difficoltà, no, a gestire le proprie emozioni. Spesso può essere che c'è questo fenomeno, come se fossero delle pentole a pressione di questa rabbia che poi a un certo punto esplode. Assolutamente sì, è proprio questo il problema. Uomini che non sanno, riconoscere le proprie emozioni, non hanno reti per condividerle, perché un uomo difficilmente racconta ai propri amici, ai propri colleghi il proprio stato d'animo, perché appunto gli uomini, devono sempre tenere per sé tutto. E quindi il problema è: noi non possiamo intervenire solo dopo la denuncia, non possiamo intervenire solo con chi ha già agito violenza. Dobbiamo fare un lavoro di prevenzione nelle scuole, dobbiamo fare un lavoro di prevenzione che intercetti il disagio maschile nella società, dobbiamo investire delle risorse per questo. E lo diceva giustamente il dottor Arculeo, cioè quell'intervento non è un intervento a favore degli uomini, è un intervento che serve a ridurre la violenza contro le donne, a prevenire la violenza contro le donne. Se noi non facciamo questo lavoro di prevenzione, interverremo solo sempre a posteriori su questo. Anche qui giustamente si faceva riferimento alla denuncia. Per fortuna oggi esistono reti, dai centri antiviolenza alle case rifugio, che offrono alle donne un riferimento anche prima della denuncia, anche a prescindere dalla scelta di denunciare o meno, proprio per offrire alle donne una rete di servizi, di accompagnamento e di supporto che non imponga il vincolo della denuncia, che ovviamente è un passaggio che va fatto con tutte le tutele, con la consapevolezza, gli strumenti di difesa e via di seguito. Però appunto è un fenomeno che non possiamo chiudere nella dimensione della cronaca nera, del penale e dell'apparato repressivo. Tutta la società è dentro la cultura che produce la violenza e tutta la società si deve assumere la responsabilità di un cambiamento culturale. Ovviamente il cambiamento culturale non è neutro, non è indolore, proprio perché una cultura condivisa vuol dire anche agire dei conflitti. Se noi continuiamo a dirci tra di noi che tra moglie e marito non mettere il dito, o 1000 proverbi che riproducono questa cultura della gerarchia tra donne e uomini, della colpevolizzazione della libertà delle donne, della famiglia come luogo impermeabile in cui tutto rimane nascosto, secondo me non riusciremo a sradicare la violenza. Non possiamo aspettare che la violenza venga sradicata solo dall'apparato repressivo. Siamo in chiusura. Maria Celeste Celi, a te l'ultima battuta, e ricordiamo, come hai fatto prima, anche i numeri a cui si possono rivolgere le denunce. Intanto 1522 per tutti, ma anche 113, 112 nei momenti di emergenza, ma anche la famosa una pizza per ordinare a tutte le donne che hanno davanti l'uomo e non possono denunciare. Io sono assolutamente d'accordo sul lavoro in generale della violenza, perché accade che c'è quasi una normalizzazione. I giovani, ma anche gli adulti, vivono continuamente un bombardamento di storie, di social, di filmini, dove la violenza ormai è considerata un fatto normale. Quindi se non si agisce anche con i garanti per l'infanzia e per l'adolescenza, nel far diminuire questo fenomeno in tutti i sensi, e la violenza in tutti i sensi, ci sono, non so, lo sapete sicuramente, dei blog, dei canali in cui si parla di violenza alle donne in maniera proprio quasi pornografica, non trovo altro termine, perché tutto questo provoca emulazione, ci sono menti malate che imitano, e tutto questo deve essere sostituito dalla cultura dell'esempio di uomini positivi. Il fatto che gli uomini, i ragazzi in questo momento un po' si sentano quasi tutti responsabili, e questo non è giusto, perché ci sono moltissimi uomini come quelli che abbiamo ascoltato che lavorano per evitare la violenza sulle donne, che sono padri, che sono fratelli,
fratelli, che sono figli, che rispettano le donne. Allora parliamo di questi uomini, parliamo di donne che si sono liberate dalla violenza, diamo degli esempi positivi a questa nuova generazione che ormai vive la vita come un videogioco e non si rende conto che la realtà è diversa, che ci sono dei limiti a tutto. Grazie Maria Celeste Celi. In chiusura voglio solo ricordare che il CUE è impegnato anche in questo progetto nazionale che si chiama Respiro, dedicato agli orfani speciali, agli orfani delle vittime di femminicidio. Anche questo è un aspetto molto importante. Ringrazio il dottor Antonello Arculeo, presidente del CUAV di Catania, il Centro Uomini Autori di Violenze, Stefano Ciccone, presidente della Rete Maschile Plurale, e ancora Maria Celeste Celi del CIRS di Messina. Grazie naturalmente anche a tutti voi che ci seguite da casa.